La politica dovrebbe dare delle disposizioni, ma alla luce delle necessità di chi vive il problema. È giusto che ci sia, che i politici arrivino a qualche cosa, insomma, che regolino un attimo. Penso che dovrebbero essere cose normate per legge, dando la possibilità a chi vuole poter accedere a questo tipo di cose. È giusto che anche qui in Italia ci sia questa legge, che secondo me è un passo avanti anche di civiltà vera e propria. È giusto che uno possa dire basta, scegliere, non tanto per sé ma anche per gli altri, soprattutto quelli che gli stanno intorno, che soffrono forse più della persona stessa. Penso che dovrebbe essere dato proprio libero arbitrio al cittadino. Uno, secondo la sua coscienza, dovrebbe essere in grado di decidere se porre fine alla sua vita oppure tentare, non so, fidarsi ai medici. Lì dopo si spera in un miracolo, magari anche qualcuno che ci crede. Serve una regolamentazione, ma però bisognerebbe anche lasciare un po' la scelta a chi vive quei momenti particolari, tragici, difficili, e quindi non ci vorrebbe un ostacolo, ma ci vorrebbe una collaborazione per queste figure. La politica dovrebbe lasciare la libera facoltà di scelta a chi sta purtroppo soffrendo e può decidere della propria fine come della propria vita.